Belluna, Laura Puppato, senatore del Partito Democratico, ex senatrice, guarda che ci teniamo io. Chi la conosce? Buongiorno. Intanto lasciatemi dire un grazie speciale ad Anna Finocchiaro, che ha voluto veramente, come dire, lei, lasciatemelo dire, da dentro il Senato, da dietro le quinte, lei insomma è stata l'artefice principale di questo provvedimento che si chiama riforma costituzionale, tentato per 20 anni e per almeno una decina di volte con diverse bicamerali a partire dall'83, tra l'altro, quindi più di 30 anni. Ora, Anna Finocchiaro potrà sicuramente, in questa mattinata abbiamo un tempo diciamo contingentato perché lei dovrà tornare questo pomeriggio stesso a casa in Sicilia, però spero e penso che grazie anche all'autorevolissima presenza di Mario Bertolissi, con il quale abbiamo già avuto un incontro proprio sul tema referendario, anche in relazione al fatto che abbiamo voluto entrare nel merito di questa riforma senza nessuna volontà di creare una discussione, diciamo una presentazione di tipo semplicemente pubblicistico. Abbiamo voluto e vogliamo, non a caso abbiamo messo questo titolo, abbiamo voluto e vogliamo caratterizzare questo incontro entrando nel merito di questioni che per questa area geografica hanno un rilievo, se possibile, anche maggiore rispetto a quello che normalmente questa riforma avrà per altre realtà italiane. E quindi lo abbiamo chiamato il federalismo possibile. Noi già come centrosinistra ci siamo intestati nel 2001 il tema della riforma appunto del titolo quinto della Costituzione. Va detto, questa Costituzione non è stata modificata per i principi essenziali, non è stata modificata ed anzi è stata ampliata per i diritti, in particolare l'articolo 55 che prescrive, altro elemento di grande importanza, io credo per le donne e gli uomini di questo paese, ma che non viene quasi mai citato, l'articolo 55 che è il primo dopo il 48 modificato, è l'articolo che individua un'obbligatorietà dal punto di vista costituzionale per la prima volta nell'andare a chiedere agli enti locali, alle regioni, la necessità di garantire una rappresentanza di genere che altrimenti in Costituzione era prevista, diciamo solo, tra virgolette, all'articolo 3 in modo generico rispetto al fatto che non dovevano sussistere diciamo discriminazioni all'interno della Repubblica e pertanto si presumeva, ma sappiamo bene che ancora oggi, dopo 70 anni, non è così, in tutti i settori, dal lavoro alla scuola, dall'ambito civile e politico e amministrativo a qualunque altro settore. Però oggi lo abbiamo inserito in commissione. Lasciatemi dire un'ultima cosa molto velocemente. Il titolo quinto, perché lo abbiamo messo sotto questo focus? Grazie al professor Bertolissi e grazie ad Anna Finocchiaro e naturalmente a Daniele Ferrazza che farà veramente da coordinatore e da stimolatore per questa mattinata di lavoro e di studio, io credo, sulla Costituzione. Ebbene, un'area geografica come la nostra, che si dice, e io credo che sia molto vero, rispetto a un ipotetico referendum di cui si parla ormai da più anni e che pare in dirittura d'arrivo, insomma, per il 2017, quello sull'autonomia, va bene? Ebbene, pare che quel referendum, molto probabilmente anche molti di noi qui dentro, lo andranno a votare esprimendo forse una cosa talmente banale e lapalissiana come un sì sulla scheda elettorale, dicendo, vabbè, perché no? Perché non rafforzare l'autonomia di una capacità regionale che magari si dimostra più virtuosa, più prossima al cittadino? Ebbene, per la prima volta in Costituzione abbiamo l'articolo 120, i costi standard e i fabbisogni standard. Siamo andati ben oltre quella che era l'indicazione politica che proveniva, diciamo, da una certa parte, ma che solo il centro-sinistra, che se ne dica, ha tentato di portare avanti dopo la nascita delle regioni, nella nascita intesa come realizzazione istituzionale con la capacità, diciamo, legislativa delle regioni, che sono appunto nate negli anni 70, dal 68 in avanti fino al 73. Bene, da quel momento dovevamo decidere, no? Se quelle regioni avevano davvero titolo per esprimere la loro valenza territoriale, non in un consesso
generale e assolutamente collaterale all'istituzione principale che è il Parlamento, come la Conferenza Stato-Regione. Non semplicemente come è accaduto dopo il 2001, andando a creare 1500 contenziosi, quasi 2000 contenziosi con la Corte Costituzionale in relazione alle materie concorrenti, ma avessero esattamente competenze specifiche, dirette, indiscutibili e perciò non in contrasto, poi vedremo insomma con quali limiti e con quali opportunità, ma soprattutto potessero avere le regioni la possibilità di siedere nel Senato della Repubblica per proporre, per analizzare, per definire e decidere tutti gli atti che erano per loro in qualche modo corrispondenti con le loro necessità territoriali. A me pare questo un disegno di straordinario valore che ci assimila in tutto e per tutto con il Bundesrat e con le alte democrazie del centro Europa, mantenendo peraltro il tema del governo della Repubblica sottoposto, anzi se vogliamo lo vedremo certamente nel dibattito di stamattina, a maggiori garanzie e tutele rispetto ai fattori democratici e di controllo, ma dall'altro andando appunto a prevedere che queste regioni, laddove abbiano un bilancio positivo, laddove garantiscano le tutele ai propri cittadini, laddove non siano corrotte, inquisite e quant'altro all'interno delle loro realtà, debbano avere altri sostanzialmente 9 importantissime funzioni. Cito per tutte quella, se vogliamo, di maggiore rilievo, che è quella relativa alle politiche sociali, che è stata una battaglia parlamentare niente affatto facile, perché corrisponde a una larga parte dello spettro economico degli oneri, diciamo, e quindi delle necessità del welfare del paese. Io credo che chiunque abbia a cuore, diciamo, una realtà positiva e possa e voglia contagiare in termini positivi, perché questo si propone questa riforma costituzionale, la responsabilità. Se volessi dargli un titolo per quello che io ho percepito, per quello che io ho vissuto, per quello che io ho contribuito, anche se certamente non a livello di Anna, a costruire con il dibattito di 2 lunghi anni, con 5.000 interventi, 4.500 interventi, 5.000 emendamenti, esclusi gli 82 milioni di emendamenti di Calderoli che non li consideriamo, che era correlatore di Anna. Correlatore di Anna, va bene? E 134, mi pare siano 140 circa, emendamenti sostitutivi e di grande modifica rispetto alla bozza che è stata presentata dal governo. Cioè noi, il Parlamento italiano, quella bozza l'ha completamente modificata. Ci assumiamo tutta la responsabilità del caso, lo abbiamo fatto con una lungimiranza che, lasciatemelo dire, mi dicono i colleghi più vecchi di me per lavoro e per attività politica amministrativa in Senato e non solo, non si è mai vista. Non si è mai visto qualcuno che taglia il ramo dove sta seduto. Noi l'abbiamo fatto. Non mi aspettavo un premio, però mi aspettavo un plauso. Mi aspetto un plauso, perché io credo che non avvenga mai, che lo si dica sempre, ma che succeda mai che qualcuno per un bene comune più alto provveda a ridimensionare le proprie aspettative e i propri diritti. Quindi io penso che insomma sarà una mattinata bella, intensa, abbiamo il non plus ultra. Mi piaceva, ma non voglio allungarmi ancora, leggere in relazione, se mi permetti Daniele, proprio un secondo, guarda, perché è troppo interessante, leggervi solo per dirvi quanto in fondo stiamo vivendo quello che, come dire, quando ascoltiamo alcune critiche anche feroci, per l'amor di Dio, magari motivate. Io vi leggo quello che dicevano Pietro Calamandrei della neonata Costituzione: manca di chiarezza, 1948. Benedetto Croce: manca di coerenza ed armonia. Arrigo Caiumi: è prolissa, confusa, malcongegnata, nata da una coalizione di interessi elettorali. Antonio Messineo: non è capolavoro d'arte giuridica, manca di certezza del diritto, vi sono gravi imperfezioni. Vittorio Emanuele Orlando: ha bisogno di essere completata in parti essenziali, lo stiamo facendo. Alfonso Tesauro: è frutto del timore reciproco dei partiti. Luigi Sturzo: solo da noi il Senato è duplicato della Camera. Luigi Sturzo. Francesco Saverio Nitti: fu preparata da uomini che non avevano alcuna pratica di Costituzione, un'accusa che fanno anche a noi. Beh, vabbè, siamo contenti, lo facevano anche nel 1948. Conoscevano poco gli argomenti che dovevano trattare, non erano quasi mai stati all'estero.
Arturo Caro Jemolo, non amo la Costituzione perché è piena di espressioni che nulla hanno di giuridico. Gaetano Salvemini, che scrisse all'amico e allievo Ernesto Rossi, è una vera alluvione di scempiaggini. I soli articoli che meriterebbero di essere approvati sono quelli che renderanno possibile, prima o poi, di emendare questo mostro di bestialità. Vi lascio.